Assolutamente impossibile. Un giorno ci mettono di vicino alla Lega, un giorno vicino al PD, ma perché non sanno quello che dicono. Sono andati avanti per 5 anni a denigrare tutto il lavoro che stavamo facendo, a dire che noi siamo collusi con questo e con quell'altro. A questo punto cerchino di trovare la quadra con qualcun altro, certamente non con il PD. Per i vertici regionali, da una parte e dall'altra, non ci sono discussioni. Un governo Movimento 5 Stelle e PD è impossibile, nonostante voci di segnali di apertura del numero 1 Di Maio con i Dem senza Renzi. Dal Veneto è levata di scudi. Abbiamo sempre detto non si fanno alleanze e non ne faremo perché non possiamo metterci vicino con chi ha distrutto questo paese. Quindi il Movimento 5 Stelle va avanti da solo, ma non perché ha la verità in tasca, perché ha la fiducia dei cittadini. Siamo la lista più votata largamente in tutta Italia, la seconda più votata addirittura anche qua in Veneto. Invito tutti quanti a tornare indietro con la memoria a 5 anni fa, a quella bella diretta streaming in cui l'allora candidato premier del centro-sinistra proponeva un accordo al Movimento 5 Stelle con un senso di responsabilità per governare il Paese e siamo stati sbeffeggiati in diretta e anche nei giorni successivi. Cioè non è che la responsabilità è a fasi alterne. Idem dicasi per un avveniristico patto con la Lega. Il Movimento 5 Stelle lo rigetta in pieno e il segretario regionale del PD va oltre. Come estrema ratio io non vedrei male che il partito potesse addirittura decidere di fare un referendum per cambiare la linea politica qualora del caso, perché noi dobbiamo rispettare i cittadini e gli elettori che hanno deciso che rimaniamo a fare opposizione perché ci hanno dato pochi voti. Però non possiamo diventare il soccorso a chi ha invece speso tutta la campagna a dire che bisognava cambiare segno. E dunque che accadrà? Se lo chiedono tutti. Per il politologo Paolo Feltrin c'è un'unica possibilità concreta senza andare al voto subito. La prima soluzione è un governo di minoranza. Come può sopravvivere un governo di minoranza? Grazie alle astensioni. Governo di scopo limitato, perché questa è la legislatura che durerà poco, e che ha due obiettivi: riforma costituzionale, legge elettorale e il terzo corollario obiettivo, tre obiettivi, mantenere gli impegni europei.